Le divise poi usciranno con gli eserciti nazionali. L'apoteosi viene poi con Napoleone, però anche prima. Diversamente gli uomini di armi si equipaggiano come possono e come gli permette le proprie tasche. Abbiamo anche un gruppo di danze, perché noi facciamo anche danze rinascimentali e probabilmente riusciremo, se ce lo facciamo, a farvi vedere un esempio anche di questo. Oltre ad avere degli artigiani che riproducono le pitture, riproducono cuoio. Adesso mi fermo e inizierei con lo spettacolo. Adesso facciamo un piccolo spettacolo. La spada che vi ho vinto l'altro giorno è bella! Ho quasi rischiato la mia vita in battaglia per la vostra spada! Non è la spada, siete voi che non sapete combattere! È proprio qui! E per questo lo voglio dimostrarvi oggi! Vedremo chi di noi non sa combattere! E andate!